Buongiorno a tutti amici ed amiche di TVBN, ben trovati e ben trovate. Oggi siamo al secondo appuntamento con la rubrica Vi racconto un quadro. Sono Rosaria La Rosa, direttore della Galleria d'Arte Lurro di Rosaria di Via Marsala, Trapani. La galleria ospita e accoglie le opere degli allievi che desiderano mettersi in gioco nel campo artistico, oltre ad organizzare eventi artistici di grandissimo interesse. Allora, oggi vi parleremo di un'opera realizzata da un artista trapanese. Ha al suo attivo, diciamo, un lavoro straordinario che ha realizzato nel corso degli anni. È stato collaboratore del liceo artistico di Trapani e si è formato con autori, con maestri, diciamo, italiani ed europei. Quindi, diciamo, opera nel campo dell'arte da tantissimo tempo, anche con grande successo. Il suo nome è Salvatore Rimi, in arte Totori. Da un po' di tempo collabora con la nostra galleria. Le sue opere sono disponibili sia per la visione, quindi abbiamo una bella serie di quadri di questo autore in galleria, sia per chi lo desidera anche per la vendita. Il quadro che vi presento in questo momento è questo qua. Quindi si tratta di un'opera astratta su tela. Le misure sono 85x70 e i colori utilizzati sono gli acrilici. L'opera si presenta in verticale, chiaramente per una scelta stilistica dell'artista, quindi è una scelta voluta. La composizione è divisa in tre parti. A sinistra abbiamo una parte predominante di rosso e a destra una tonalità un po' più chiara, più smorzata direi, quindi color panna. Nella parte inferiore invece abbiamo una base color sabbia. Il tutto è contenuto e incrociato da una serie di elementi centrali e dalla sovrapposizione di colori primari e secondari con l'aggiunta del nero. Attenzione, qua manca il giallo. Lo scopo di questa scelta è dettato dalla volontà di non inserire un colore troppo dinamico in una composizione che invece ha la volontà, quindi ha la voglia di trasmettere e comunicare amore, passione, accoglienza e stabilità. Quindi il giallo sarebbe stato un po' troppo aggressivo, ecco perché. A volte noi questa è una domanda che ci dobbiamo fare perché si utilizzano alcuni colori rispetto ad altri o perché se ne escludono alcuni e quindi non li andiamo a inserire nell'opera. Da questa prima analisi infatti si capisce che un'opera astratta non è qualcosa dove si mettono i colori così a caso, quindi spesso qualcuno insomma ha l'idea che chiunque può realizzare un quadro astratto. Non è così, perché nulla di più sbagliato, perché infatti io per esempio quando ho le lezioni con i miei allievi dico sempre l'astratto è una delle tecniche che noi faremo per ultimo, perché sembrerebbe la più facile, invece è proprio il contrario, perché prima di realizzare un astratto dovete innanzitutto conoscere e realizzare, sapere realizzare in maniera abbastanza discreta un paesaggio, un ritratto, una natura morta, eccetera, eccetera. Quindi, e poi non in secondo piano è anche lo studio della storia dell'arte, perché noi dobbiamo capire l'evoluzione delle opere attraverso la storia dell'arte. Quindi, perché io dico sempre che astrarre è una sorta di separare, estrarre per poi ricostruire e mettere insieme in una sorta di comunicazione emotiva. Quindi, ed è in ogni caso il frutto di una sorta di analisi anche filosofica e quindi bisogna avere la conoscenza in primis della materia e dove vogliamo portare il nostro ragionamento. Allora, quindi poi l'astratto si può realizzare con i pennelli, con le spatole, con vari attrezzi, insomma possiamo spaziare anche nell'uso dei mezzi, dei materiali che vogliamo inserire. A volte per esempio possiamo anche inserire delle sabbie, del gesso, degli elementi
diciamo, di aggiunta che ci portano, lo scopo è sempre quello finale di andare a raggiungere il nostro obiettivo. Poi che possiamo dire? Tornando al quadro di Totori, possiamo sentire anche mettendoci le mani diversi spessori. Quindi questo che cosa ci dice? Che l'opera è materica e poi ci dà la sensazione al tatto quasi di movimento che ci accompagna in un suo percorso. Kandinsky fu il padre dell'astrattismo e quindi colui che ha osservato per primo e ha studiato le forme e i colori seguendone la tensione e quindi portandoci ad analizzare la materia filosofica nei vari elementi. Quindi sappiamo tutti che nella scala cromatica ci sono i colori caldi, i colori freddi, questo insomma anche alla scuola elementare ce lo insegnano, però noi artisti dobbiamo saperli utilizzare sempre per portare l'osservatore nella direzione che vogliamo noi, quindi in una propria comunicazione. Certo, queste sono solamente alcune considerazioni perché su un quadro astratto noi possiamo parlare anche 2 ore, però diciamo, per me ecco, per oggi può bastare, quindi ringrazio tutti, ci vediamo al prossimo incontro con amici ed amiche di TVPN. Grazie.